Questo luogo l'abbiamo anche scelto proprio perché si parla di biodinamica e biodinamica vuol dire, proprio in sintesi, ridare fertilità alla terra. Ma è un ridare fertilità alla terra che è integrato moltissimo con l'uomo, perché si basa sul pensiero antroposofico, che come dice appunto la stessa parola, è amore per l'uomo. Quindi terra, uomo devono essere completamente in armonia l'uno con l'altro, come se fossero un unico grande organismo vivente. Quindi la terra non deve essere privata, deturpata, impoverita dall'agricoltura intensiva, ma il pensiero biodinamico appunto vuole una terra rispettata, arricchita dalla sapienza dell'uomo, ma al contempo la terra riporta all'uomo appunto i suoi prodotti. Quindi è un'agricoltura che lavora sulle basi del biologico più classico, zero pesticidi, zero fertilizzanti naturali, ma soprattutto che lavora sui ritmi lenti e rispettosi della natura, non quindi un'agricoltura intensiva, ma appunto un'agricoltura totalmente rispettosa. L'apiario sociale è nato perché qui alla San Michele si è costituito un gruppo apicoltori, cioè non siamo un'associazione, siamo solo un gruppo di appassionati di apicoltura che vogliamo fare apicoltura biodinamica e biologica. E questo gruppo, siccome ci sono dei ragazzi che vogliono imparare a fare apicoltori, hanno la possibilità di avvicinarsi a questo apiario. Noi li accompagniamo, oltre alla teoria appunto abbiamo la possibilità di fare anche pratica. Oltre a questo, questo apiario è nato anche con un altro scopo. Non abbiamo messo questo apiario per fare il miele. Il motivo dell'apiario sociale è perché vogliamo che le api non siano trattate come si fa con l'industria, no? Che diciamo cambiano le regine ogni anno per fare più produzione, mettono i fogliiceri per anticipare che lo si sviluppi più velocemente la famiglia. Non blocchiamo la siamatura, noi lasciamo che la siamatura avvenga, non sostituiamo la regina e cerchiamo anche di non mettere i fogli di cera, in modo che le api costruiscono da sole i fogli di cera in un'armonia più naturale possibile. Allora, per produrre il miele dobbiamo conoscere la funzione delle api. La funzione delle api è quella di bottinare, cioè trasformare il fiore in frutta. Se mi segui, ecco, questo è un cesto di frutta in cui le api hanno bottinato i fiori di queste piante. Mentre questo è un altro cesto di una pianta che non ha bisogno di essere impollinata, nel senso che ci sono piante entomofile e anemofile. Questa è una pianta che si fa fecondare con il vento, mentre queste qui producono un polline molto pesante e dunque sono piante entomofile, hanno bisogno degli insetti pronubi per essere fecondati, perché il vento non riuscirebbe a produrre, a mettere a frutto tutti quei fiori che le piante producono. Se noi ci guardiamo attorno, oggi purtroppo con l'industrializzazione dell'agricoltura, noi coltiviamo solo piante anemofile, cioè il mais, la soia, l'orzo, il frumento, per cui diventa sempre più problematico l'allevamento delle api, anche perché l'ape è l'unica forma di allevamento in cui gli animali sono liberi.